Benvenuti, oggi è domenica 27 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.25 e tramonta alle 19.38. La luna sorge alle 6.13 e cala alle 20.05. Oggi si celebra Santa Monica. Il nome Monica ha origine greca e significa monaca eremita. Il suo numero fortunato è il 4, il colore è il blu, le pietre lo zaffiro e il metallo l'oro. L'estate porta con sé un fastidioso problema, le zanzare. Ma c'è un alleato naturale, tra l'altro, che ci viene in aiuto molto spesso, ovvero il limone. È come quell'abito nero che sta bene con tutto. Ecco cosa fare. Versate in una ciotolina 3 cucchiai di aceto e 9 cucchiai di succo di limone. Approfittate di questo semplice rimedio naturale per tenerle alla larga. Sono 61 le candeline per l'attore comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo, quasi sempre in coppia con Greg. I due si conoscono nel 1986 in una casa editrice di fumetti e da quel momento diventano inseparabili a teatro, al cinema, in TV e in radio. Nel 1997 sono tra i fondatori della trasmissione Le Iene. Nel 2021 partecipa come concorrente al comedy show LOL, Chi ride fuori. Festeggia a 47 anni l'ex pilota automobilistico australiano di Formula 1 Mark Webber. Dal 2007 ha corso per la Red Bull vincendo 9 Gran Premi e salendo 42 volte sul podio. Nelle precedenti stagioni ha gareggiato per Minardi, Jaguar e Williams. Infine oggi compie 37 anni l'attrice romana Greta Scarano, sguardo magnetico e parlantina sciolta. Ha debuttato sul piccolo schermo nella soap opera Un posto al sole, poi la carriera è decollata con altre serie televisive come Ris, Delitti imperfetti e Romanzo criminale. Ha esordito al cinema con Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, poi ha fatto parte del cast di Suburra e del secondo e del terzo capitolo di Smetto quando voglio. Inoltre ha interpretato Ilary Blasi in Speravo di morire prima, serie TV su Francesco Totti. Il 4 volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Il 27 agosto del 1953 esce sul grande schermo Vacanze romane, che vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn accanto al già famoso Gregory Peck. La trama è una sorta di favola di Cenerentola alla rovescia, in cui il personaggio maschile, ovvero il giornalista Joe Bradley, a conquistare il cuore reale della principessa Anna in visita ufficiale a Roma. Resta mitica la scena del giro in Vespa, grazie alla quale lo storico veicolo della Piaggio diventa famoso in tutto il mondo. Pulire la TV è un'operazione delicata ma essenziale. Per farlo alla perfezione è consigliabile utilizzare un panno aerostatico. Questo tipo di panno cattura la polvere senza spostarla da un punto all'altro, ma la intrappola efficacemente all'interno delle sue fibre. Giornata sì o giornata no? Vediamo cosa ci dice Marco Amato. Buona domenica ai 12. Oggi l'evento astrologico della giornata è l'ingresso di Marte in Bilancia, giustizia, vigoria e passione elegante. Vediamo un po'. Ariete, Marte, il vostro astro, entra proprio in opposizione nel segno della Bilancia. Probabilmente però non sarà un'opposizione pesante se non per quei piccoli incidenti e malintesi che Marte occorrerà in questo suo passaggio. Siate però pazienti, perché comunque inquadrare bene le passioni da lontano e capire bene quali sono i problemi sarà il compito che si prefiggerà il vostro astro in opposizione. Toro, la giornata oggi prevede un Marte che vi abbandona in termini di vigoria. La passione probabilmente va a scemare e probabilmente si romperà un equilibrio in amore nella passione. Forse vi sentirete un po' usati, ma dovrete prendere coscienza di tutta una serie di dinamiche che non cambieranno mai, perché le persone a volte non cambiano. Gemelli, quadratura di Sole, ma arriva finalmente Marte a darmi sagacia, forza e passionalità. Forza Gemelli, che la domenica è veramente molto frizzante. Cancro, questo Marte vi renderà un po' caustici proprio perché entra in quadratura e vi rende un po' nervosi, ma soprattutto oberati in mille cose da fare, ma perché la posta in palio è il progetto a cui tanto tenevate. Quindi qualcuno vi dirà: avete voluto la bicicletta? Beh, pedalate.
Leone, giornata oggi che vede finalmente un Marte amico e quindi un sostegno planetario importante, anche perché la vostra Venere, retrograda solo nei vostri gradi, ancora tace e vi pone più dubbi che non certezze. Le dipanerete con l'aiuto della passione, a cui vi abbandonerete. Vergine, la giornata di oggi vi lascia sgombro il cielo da Marte. Finalmente le tensioni si allontanano un po', non dovete fare più guerrieri, ma passando nella vostra seconda fase dovete fare una lotta più oggettiva, pratica, concreta, legale, economica, ovvero una lotta etica e morale, dimostrando che siete sempre tra i più onesti dello zodiaco. Bilancia, Marte entra nei vostri gradi e finalmente arriva quella vis passionale intensa che in tanti di voi desideravano. Ricomincia il periodo delle passioni, forza, saprete bene domare il vostro Marte che nei vostri gradi, essendo in caduta, non perde di passionalità, ma perde sicuramente di tensioni belligeranti. Scorpione, un Marte in 12ª casa. E beh, è stata tutta una settimana piena di ricordi e di ripensamenti e di reiterazioni, anche se la passione rimane il chiodo fisso e qualche sogno passionale da amanti sembra essere la realtà passionale che adesso vi coinvolge. Sagittario, finalmente Marte smette di farvi dispetti, esce dalla quadratura e ridiventa amico dandovi di nuovo forza, energia, vigore. Tenete sempre a bada l'orgoglio, anche perché Mercurio è ancora vostro nemico, quindi non dite troppo. Capricorno, Marte entra in quadratura, quindi attenzione alle procedure legali, all'equilibrio, al fare le cose per bene, a non far rimanere male nessuno e soprattutto ad avere la pazienza per essere responsabilizzati da qualcuno che vi ama di aver preferito qualcosa piuttosto che un'altra. E beh, l'amore non è bello se non è litigarello. Acquario, una domenica molto speciale visto che questo Marte entra finalmente in trigono e vi dà forza, vigoria e vi fa abbandonare a passioni sfrenate e fantasiose come solo voi nello zodiaco sapete concepire. Pesci, Marte ha smesso di esservi opposto e almeno uno dei 3 pianeti che tutta la settimana vi ha osteggiato finisce la sua lotta con voi. Tutto è molto più sereno, anche se il Sole è ancora opposto a Saturno, quindi c'è ancora una problematica da affrontare, ma l'affronterete con la razionalità dovuta e soprattutto con il sostegno dell'amore che è sempre accanto a voi. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione, perché Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, è il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Nei campi della Pennsylvania si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. È il 27 agosto del 1859 e quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, è il primo a essere scavato col sistema del tubing, cioè utilizzando un tubo vuoto all'interno attraverso il quale passa il liquido, spinto in alto dalla pressione. A congegnarlo pensa Edwin Laurentine Drake, che da ex bigliettaio di battelli a vapore si ritrova in poco tempo nei panni di un businessman miliardario. Prende forma così l'industria petrolifera. All'improvviso succede qualcosa di straordinario senza alcun preavviso. Potrebbe essere vincere la lotteria, incontrare una vecchia amica dopo anni o ricevere una proposta di lavoro incredibile. Gli inglesi lo chiamano out of the blue, cioè fuori dal blu, a descrivere qualcosa che accade all'improvviso, senza alcuna previsione. Non siete proprio riusciti a vederci? Su YouTube trovate tutte le nostre puntate sul canale Sicilia Play. Man Ray, all'anagrafe Emanuele Razzischi, è stato un eccezionale artista del Novecento. Ha trasformato corpi e oggetti in opere d'arte, creando opere sorprendenti. È stato amico di Marcel Duchamp e ha tentato, senza successo, di portare il movimento Dada in America. Celebre fotografo per i suoi ritratti iconici, ha creato oggetti paradossali, come il ferro da stiro Cadeau. Nel 1925 ha esposto nella mostra surrealista di Parigi insieme a Miró e Picasso. Ha avuto una relazione con la modella Julie Browner, che poi è diventata sua moglie. Alla sua morte ha lasciato l'epitaffio, disinteressato ma non indifferente, evidenziando il suo atteggiamento verso la vita.
Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra. Buona domenica a tutti, ci vediamo sempre domani.